Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Ma c'è un nuovo eroe in città, Supermax ci salverà, duro come un barbapapà. Radio 2, Supermax, 800 800 002 0632 11244, i nostri numeri. Chiamate se volete venire qui in studio ad assistere in diretta alla nostra trasmissione. Stavamo parlando con Nino D'Angelo del suo nuovo album Tra terra e stelle, da cui abbiamo ascoltato Italia Bella, che Ma è una perché canzone... vai poco a fare promozione? Perché? Un poco perché non mi chiamano, un poco perché secondo me le trasmissioni che devi fare non parlano mai veramente dell'album, ti fanno cantare la canzone, però una 30 secondi, grazie Nino D'Angelo, queste cose qua. Una canzone ha bisogno pure di essere raccontata, specialmente un album, no? Perché adesso non si fanno le canzoni, i singoli. Io non faccio mai un disco, sono anni pensando a un singolo, poi il singolo esce da sé. Mi piace scrivere come un quadro, un giorno metto un colore, un giorno un altro, e dopo un anno ti trovi un quadro così bello forse o meno bello dell'altro. Però guarda, c'è una canzone che senza promozione sta andando molto forte, soprattutto in Campania, che è Stella Napolitana. Ma sentiamocene un pezzo, anche perché c'è un po' di rap dentro. Sì. Cioè la Mannoia con Frankie Energy. Tu con chi hai rappato? No, io con Ciccio Merolla. Con Ciccio Merolla, Che ognuno che tiene un viene con la rapper tuta. suo, un rapper suo. Ciccio Merolla viene solo con la tuta, Sta comodo. Allontanata mai niente, ma a te ti piace questo pietto che spezzo cuore ma ti fa contento. Se non si fa niente rimane, chi non sa niente non può crescere mai. Se non si fa niente rimane, e chi sentimento non può accattuppare. Stella napolitana che trema un po' a stumare, a due si affonno tempi che aspettano aspetta sempre, e non sa che la vita in un momento. Non ce la fai più, sbandato in tasto niente, che non si regna mai. E tu che vuoi cagnare sta verità, t'appieno a dire, non ci credi più, e poi ci credi ancora. E che sta lotta che ha ragione tu, fa ragionare, che ti dice non partire, l'aspettare un po' fuori. Ascoltato un assaggio, questa è Stella Napolitana. Io volevo chiedere una cosa a Nino. Oltre alla copertina di Palladino, ovviamente, c'è qui una nota di Valeria Parrella, che è una scrittrice napoletana bravissima, che dice che questo è il tuo terzo momento artistico. Ma non c'era, cioè tu dici che questo è il disco della tua maturità, in un certo senso. Non c'era già stata una svolta, il film di Roberta Torre, le musiche che avevi scritto per il film Tano da morire? Io quando faccio la svolto sempre per chi la vede sta svolta, non la vedono mai tutti quanti. Quindi io devo svoltare più volte per fare una svolta. Deve fare, ma no, c'è il parcheggio stretto, Nino, c'è il garage stretto. Sì. No, perché poi in realtà oggi stiamo parlando di Nino D'Angelo, che col tempo è diventato un artista italiano, completamente nazionale, però bisogna anche dire che come l'abbiamo conosciuto Nino D'Angelo? A Milano, a Torino, a Genova o a Trieste. L'abbiamo conosciuto quando nel nostro pianerottolo c'erano i nostri vicini di casa che negli anni '80 alzavano il volume delle radio, magari d'origine napoletana, e ci hanno fatto conoscere melodie che erano toste in realtà, perché tu hai cantato non cantavi in napoletano, cantavi proprio in dialetto napoletano, cioè in napoletano stretto. Sì, perché... Quanto pesavi quando eri ragazzo? Io pesavo a... Quando c'hai 17 anni, quanto Posso pesavi? dire una cosa? Sì. Mio padre una volta fece una battuta enorme, perché tutti dicevano che quando poi hai successo tutti Sì. ti hanno cresciuto, ti hanno dato da mangiare, Sì. no? Siccome a me era vero, però c'è stato qualcuno che ha esagerato, ha detto mia moglie a tuo figlio l'ha allattato. No, ma Papà gli ha detto
e l'ha allattata una chiave. Mio figlio teneva 15 anni, pesava 20 kg. L'hanno ricoverato per deperimento organico. Dice, ma che teneva in pietto tua moglie? Un latte scremato. Allora, se voi andate su YouTube, vi accorgete che questa canzone qua, che abbiamo ascoltato tutti dagli stereo che volavano nei pianerottoli dei quartieri popolari delle nostre città, a qualsiasi latitudine noi ci trovassimo, 2 milioni di contatti su YouTube, e questa canzone qua, che è Pronto sei tu. Faccela un po' sentire, Lolli. Sì, è bella. Non fa così, vuoi capire, voglio fare pace con te, con te, con te. E non ci faccio più a resistere, ma serve tu per poter vivere. Allora, questa canzone non si potrebbe rifare adesso, No. bene, perché non ci sono più le cabine del telefono. Se ricordate il video, adesso col cellulare non ci sarebbe più questa scena di una... Perché poi la chiamata all'innamorata era coi gettoni, con la speranza che lei ci fosse, poi in realtà, no? Mo è quasi la stessa cosa, perché se la scheda è finita. Cioè, ricaricando. Aspetta, poi dopo un altro grande successo, perché Pronto sei tu faceva parte di un film, giusto? Il film, se non mi sbaglio, discoteca. Discoteca. La discoteca. Discoteca. A Discoteca, me lo ricordo bene. Poi tu c'avevi dei giacchettini all'epoca, Sì, quelle cose che portavi via. negli anni '80. Io l'ho detto prima, noi andavamo con i miei amici, perché allora in quei film l'85% del pubblico era femminile, perché donne erano pazze di te E all'epoca. portavano i ragazzi. E portavano i I ragazzi erano gelosi perché se non venivano. E certo, io mi ricordo che si aspettava fuori dal Cinema America, lo dicevo prima, quando c'era un tuo film, perché c'erano tutte le ragazze e noi poi eravamo tutti belli, là in più fuori, e provavamo a tacchinare selvaggiamente. Ma è vero che c'erano scene in cui proprio apertamente a Napoli alle proiezioni davano della poco di buono alla Olivieri piuttosto che alla Vegliante? Sì, è bene, è bene. Lascialo stare. Lascia stare, capito? Chi l'ha sposato? Era difficile trovare il confine tra Era realtà e una bella finzione. famiglia. Poi mia moglie è l'idola di tutte le donne di Napoli, mia moglie è diventata, perché noi siamo ancora insieme da quasi 40 anni, siamo 35 anni, quindi siamo una mosca bianca. Siete trasgressivi proprio, siete veri, trasgressivi, 40 anni insieme. Senti, ma un altro grande successo ce l'ascoltiamo, questo è Popcorn e patatine, vai. Senti come la sanno, senti. Io con il mio sciocco sogno di felicità. Allora, adesso però c'è la mia preferita, perché qua c'è l'attacco alla donna intellettuale. Cioè, questa canzone parla praticamente di questa donna che praticamente fa 3000 discorsi, fa 3000 cose, però poi la sera Che fa? si fa pace come? Però una sera ribaltabile giù. Sentiamola, questa la sentiamo bene, ribaltabile giù. Sentite le parole, Ti sentivi essere più forte quando l'amore mi parlava tu. Ti sentivi la più forte quando mi parlavi di amore. Sono guaglione ancora può capire e non ti dico poi con la mano. Traducito. Speravo quel tuo seno mai toccato. Sfiorava vabbè, il è senso, hai quello. capito? Si capisce? Dicevi No. che vuoi esagerare. Non esagerare. Allontanava me, non lo volevo fare. Non lo voleva Sembra in fare, bianco, sembra in bianco. però Però la sera ribaltabile giù e tu stava che non resta con me. E quella sera ribaltabile giù, ma tutti sera pulisse fa tu. Oggi tu me ne venga a pigliare e che a vocina mi ama a ballare. Ma per se sette mi invece saluta e ribaltabile con me vuoi calare. allora devi sapere
sapere che il nostro Domenico Cosentino la sa tutta a memoria. Ecco lì che ci saluta perché lui, ragazzo calabrese, chissà quante sere avrà fatto E ribaltabile giù grazie alle tue canzoni. Voglio dire una cosa, sempre la Parrella Sì. scrive una cosa secondo me bellissima, Sì. che Nino D'Angelo lo può cantare solo Nino D'Angelo. È vero. Cioè non è imitabile. Perché c'ha le consonanti Nino D'Angelo. Mica andiamo di fronte al mare. È una melodia inventata, toglimi, fai tu, andiamo di fronte al mare. La E del mare, falla da Nino D'Angelo, vai. No, ma perché c'hai questa cosa tipo araba? No, senti proprio il mare, senti l'onda del mare. Senti, dove si andava a Napoli a ribaltare? Il tuo posto, quando eri guaglione, prima del successo? Il Parco delle Rimembranze, sopra Posillipo. Ero tutto Napoli a Bascia, quindi facevi l'amore 2 volte, lo facevi con la ragazza e con la città che era bellissima. Senti, ma tu però hai potuto far poco, perché tu a che età a Napoli già non potevi andare in giro per strada? Perché può sembrare una cosa strana, ma era così. Cioè per te era impossibile vivere a Napoli. Il successo è diciamo a 20 anni, che è successo di 20-21 anni. Però ci ho dato prima. Diciamo che vabbè, Ti sei avvantaggiato prima. era un po' il Robbie Williams partenopeo, possiamo dire, no? Come Robbie Williams nei Take That. Noi spesso in questo programma, adesso in questo periodo storico, proprio in questo momento di grande crisi, cosa facciamo? Prendiamo in giro un po' gli evasori facendo finta che siano delle vittime, è come se loro vivessero un dramma, e spesso facciamo la sceneggiata. Ma tu hai fatto la sceneggiata vera, cioè tu sei uno degli ultimi che è riuscito a fare la sceneggiata. Ho fatto anche dei film, delle sceneggiate anche con me. La discoteca era una sceneggiata inizialmente? No, la discoteca diventava, perché le sceneggiate, la cosa più importante di una sceneggiata era il titolo. Quando una canzone aveva successo facevano subito la sceneggiata, quindi discoteca in realtà non poteva essere una sceneggiata, però siccome fece troppo successo gli impresari subito si inventarono la sceneggiata. Subito sulla discoteca. Senti, tu l'hai fatta con Mario Merola, anche io ho avuto modo di lavorare con lui diverse volte, era un grande personaggio. Scherziamo. Poi hanno anche dipinto una rivalità, no? Cioè un po' tu il nuovo Merola, comunque il nuovo cantante. Che poi in realtà io mi sono trovato a fare la sceneggiata, non ero nato per farla la sceneggiata, però faceva talmente successo che mi hanno fatto proprio la sceneggiata. Le sceneggiate spesso andavano anche di pomeriggio a Napoli, c'era proprio l'uso di Alle fare 11 di mattina iniziavano le sceneggiate al Teatro 2000. Facevano 3-4 spettacoli al giorno. E com'erano Che quelli? Che pubblico ti c'era? ricordi? Sì, che È un pubblico atmosfera. molto popolare, la gente si portava pure la birra, il panino, se lo mangiava in sala. C'è gente che entrava, per esempio, era come il cinema di una volta, no? Che era continuo, per cui uno si vedeva, entravi a metà. a metà, poi ti vedevi il primo tempo. Beh, posso dire una cosa, io questo l'ho vissuto nei cinema, non nella sceneggiata, e spesso con mio papà si andava, ci siamo visti il secondo tempo, tanto all'inizio ci vediamo il primo, alla fine il primo ce ne andiamo. Era così il cinema, adesso per i ragazzi è strano con i multisala magari Però era immaginarlo, così. ma era così. Senti, ma tuo papà, Papà è il più grande di tutto, è stato. come l'ha vissuto il tuo successo tuo papà? E papà l'ha vissuto bene, perché papà era il mio primo falsario, quindi vendeva più dischi lui che io. Cioè, che vuol dire? Papà era il mio primo tifoso. Papà si preoccupa. Una volta io dissi non voglio fare più dischi, si preoccupò, è stato male, l'hanno ricoverato. Cioè, com'era la storia del falsario? Cioè, io praticamente il primo disco che ho fatto l'abbiamo fatto con una colletta familiare. Cioè, una volta ho chiamato tutti i miei zii a casa, siccome andai in depressione, mi volevo suicidare, cioè, non sapevo che fare, perché volevo fare un disco. Allora vennero tutti i miei zii a casa per farmi stare tranquillo, perché litigavo sempre con mia mamma. Quando si litigava a casa mia non veniva uno, veniva proprio tutta la famiglia, tutta la razza. Quando volevamo incontrare la razza mia litigavamo io e mia madre. Quindi vennero tutti i miei zii, stavano tutti seduti. Io a un certo punto mi è venuta un'idea, ho detto: sentite, se io morissi in questo momento mamma non mi potrebbe fare nemmeno le esequie, perché invece di farmi una colletta da morto per fare le esequie non me la fate da vivo? Per fare il disco. Difatti io nasco da una colletta familiare dei miei parenti e hanno fatto 1000 lire ciascuno, che ne so, quelli soldi, e abbiamo fatto il primo disco. Quindi sono diventato produttore di me stesso. Quando la cosa è andata forte, io mi sono trovato a fare l'LP con i soldi del 45 giri, per cui nella camera da pranzo
con la mia famiglia incollavamo le copertine dei dischi perché incollata già costava troppo. Quindi mamma faceva con la farina la colla e tutta la famiglia incollava. Io uscivo con la 24 ore e mi vendevo per il fratello di Nino D'Angelo, dicevo che era il fratello di quello là che cantava. E li vendevi? E li vendevo, 25.045 giri. La RC allora mi voleva lavorare per lei, ma non come cantante, come rappresentante. Scusa, e poi questa cosa che tuo padre piratava. No, stavo arrivando a questa. Allora, a un certo punto mi sono trovato con la casa piena di dischi miei originali, non sapendo che il papà dall'altra stanza già stava facendo i falsi. E quando specialmente erano sotto le feste di Natale che si vendevano più dischi, papà stavo avanti io con gli originali, papà mi chiamava in disparte e diceva faccia uscire prima noi perché quindi i miei dischi uscivano praticamente prima falsi e poi chiedevo il permesso a papà se potevo uscire allora da domani sbarca a Roma questo spettacolo dove ci sono anche questi racconti Aneddoti, sì. che si chiama per l'appunto C'era una volta un jeans e una maglietta all'Ambra di Vinelli, che a Roma dal 2 al 12 febbraio è stato un mese in scena a Napoli al Bellini. Sì. Senti, che altri aneddoti ci stanno, per esempio? Vabbè, ci sono, adesso raccontarli ci vorrebbe una trasmissione tutti i giorni, però ci sono degli aneddoti molto belli con Merola, con Sergio Bruni. Io racconto la galleria degli anni '80. Galleria Garibaldi, come si chiama? Galleria Umberto I, scusa. Perché quando eravamo ragazzini noi, praticamente alla Galleria Umberto ci andavano i cantanti e chiunque voleva un cantante andava sotto la galleria, c'erano degli impresari che avevano proprio il listino dei prezzi di tutti i cantanti e tu ti andavi a prendere il cantante che volevi. Allora, volevo chiedere invece una cosa io a Nino, perché tu hai detto che negli ultimi anni hai ascoltato soprattutto Peter Gabriel, World Music, che è stato un po' il tuo faro per quanto riguarda la contaminazione musicale, no? E in effetti io, tra l'altro, nel pezzo che abbiamo sentito prima, Italia Bella, c'era... beh sì, si sentiva qualcosa diciamo che di questo qua etnico. è un disco meno contaminato degli altri, diciamo che questo è un disco molto da camera, perché cioè, è tutto un discorso per far riscoprire la bellezza, mentre Peter Gabriel è stato il mio maestro della musica, perché è stato il maestro di tutti della world music, della musica etnica. Io quando ho ascoltato il disco mi sono messo a cantare in napoletano sopra e ho visto che ci stava? Che ci stava, quindi per me è stato un grande maestro, anche non conoscendolo. Non l'hai mai incontrato? L'ho incontrato a Sanremo una volta, io credevo che non mi conoscesse, invece lui disse Nino D'Angelo, basta, e io... Nasciava Prello, facimmo un rischio insieme. No, volevo chiederti poi in realtà c'è stato anche un grande lavoro per te, cioè tu a 20 anni in questa grande ribalta, poi quando si è visto che tu eri un fenomeno, un po' l'abbiamo capito anche nei discorsi familiari, ma anche ti hanno chiesto di fare dischi, facevi un disco nuovo ogni 6 mesi, cioè praticamente 3-4 dischi all'anno. 3-4 e vendevano sempre, poi veniva il film, era un'operazione fatta. A un certo punto si è dovuto crescere. Come ti sei rapportato? Cioè è stata poi una scoperta della tua musica, anche del tuo modo di comporre, cioè alla fine tu inizialmente avevi dei brani che erano molto semplici, molto popolari, certo, di facile presa. Qual è stato il tuo lavoro, la tua voglia di scoprire, la tua voglia di diventare tu un creatore di musica vera? Guarda, io sono uscito fuori da un momento difficile della mia vita e quando mi sono curato e sono stato bene è uscito fuori un altro Nino D'Angelo, uno più forte, che aveva voglia di fare, di cambiare, perché io amo molto quello col caschetto. Difatti nel mio spettacolo ci saranno questi due che si prendono pure, i due Nino D'Angelo, ma è una cosa che succede dentro di me, perché quello col caschetto da dentro di me non se n'è andato mai. Io quando faccio le scalette la sera dico a un certo punto, ma quello col caschetto che gli facciamo cantare come se fosse un'altra persona, in realtà sono io e io lo canto da 35 anni. In verità quando sono uscito fuori da questa cosa è come se fosse uscita fuori una parte di me che voleva iniziare da capo, voleva fare un'altra cosa, e la prima cosa ho dovuto togliere il caschetto per far vedere che ricambiate esteriormente, magari per te potevi pure tenerlo, ma a volte però bisogna trasmettere ad altri perché cambiamenti. La gente, specialmente i critici di allora, non guardavano mai sotto al caschetto se ci stava una persona
se uno aveva anche un pochettino di cervello, no? No, guardavano il caschetto e basta. Tu col caschetto qualunque canzone cantavi, io sono convinto che già perdeva un po'. Senti, Goffredo Fofi, che parte ha avuto nel tuo cambiamento? Ci ha fatto credere, che ha fatto? No, lui io era uno che veniva a vedere tutti i miei spettacoli, però parlava sempre male. Veniva a vedere le sceneggiate e io facevo, ma perché viene a si può parlare male? È meglio che vanno bene. Allora un amico mio mi faceva riflettere, dice, quello se viene è perché tu gli piaci, magari non gli piacciono delle cose, tu gli piaci. Finché un giorno io ho fatto un disco che sapevo che non avrei venduto, è stato il primo disco, diciamo, del cambiamento, se vogliamo, tra virgolette. Si chiamava Tempo. Io venivo da 700-800 mila dischi e io sono andato da lui, proprio incavolato, gli ho detto, senta, io ho fatto un disco che purtroppo piacerà a lei, però non lo venderò. Lei, dobbiamo fare una scommessa, se a lei piace questo disco, lei deve venire alla conferenza stampa domani a Mergellina. Lui si è preso il disco la mattina, si è presentato a Mergellina e ha detto tutte quelle cose belle poi che abbiamo visto, abbiamo letto. Perché gli aveva colpito questo disco. Ed è vero che non hai venduto? Non ho venduto. Senti, andiamo a cantare? Sì. Andiamo a cantare? Senti, qua c'è c'è Vittorio Iue, Stefano Squarughi, Salvatore Leggeri, Luca Casagrande, c'è un microfono, quello che ti pare, canta quello che vuoi cantarci. Qua, è l'altro microfono? Sì. Ah, così Che ci regali? All'improvvisa. Abbassiamo un po' la cuffia, sì, te la abbassiamo, tutto in diretta. Allora, che ci regali, maestro? Facciamo una bella leggenda. Come no? A me con poca mozzarella. Un po' di mozzarella. Nino D'Angelo, live! Reginella. Ti si fatta una vesta scullata, un cappello che non stress il rosa, si fa mesa a 3 o 4 sciantosi e parlavo francese così. Fui la triera che t'accio incontrato, fui la triera a tu letto ignorsi. T'accio voluto bene a te, non mi hai voluto bene a me, ma non ci amavo più mai povero, distrattamente pensa a me. Oggi piange Max, c'ha l'occhio lucido, bellissima. Bene, allora vi ricordiamo che Senti Nino, ci sono anche dei pezzi del tuo nuovo lavoro in questo spettacolo di Tra Terra e Stelle? Sì, Appunto ci sono 3 pezzi, Sarrai, Italia Bella e Per Via una Vita, che canto nello spettacolo. Grazie. Vi ricordo allora che al Teatro Ambra Iovinelli di Roma c'è in scena. Da domani C'era una volta, un jeans e una maglietta. E se volete trovare la terza svolta di Nino D'Angelo e soprattutto vivere un'atmosfera di bellezza, c'è... Quanta svolta? A destra o a sinistra, non si sa, Tra Terra e Stelle, il suo CD. Grazie a Nino D'Angelo, noi ci sentiamo da domani mattina sempre alle 11 insieme a Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti. Grazie, a domani. E vieni a trovare più spesso. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.